Oggi si ricordano le vittime delle foibe, iniziativa del Comune di Aragona, poi dell'Istituto Politi ed anche della Polizia. Il proprietario è pronto a cedere il bene al Comune, ma ad una condizione. Fermati 6 egiziani sono accusati di immigrazione clandestina e di omicidio. Il governatore nega gli scossoni interni, tutti i leader dei partiti della maggioranza hanno chiesto di mantenere invariata la casella del proprio assessore e l'appoggio al governo Musumeci. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il 10 febbraio si celebra in tutta Italia il giorno del ricordo, una giornata istituita nel 2004 come solennità civile. La giornata ricorda la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, un massacro per decenni avvolto nel silenzio. Un orripilante carneficina in cui uomini, donne e bambini venivano legati, fucilati e buttati, molti di loro ancora in vita in fosse comuni. Oggi l'amministrazione comunale di Aragona, presieduta dal sindaco Giuseppe Pendolino, si ferma a riflettere su quanto è accaduto al fine di conservare e rinnovare memoria, e proprio ad Aragona è stata intitolata una strada all'aviere Giuseppe Travali. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Una intitolazione di una strada a un aviere che ha perso la vita durante le foibe, Giuseppe Travali. Oggi una ricca e intensa manifestazione proprio nella giornata delle foibe. Sì, oggi abbiamo fatto questa commemorazione a Giuseppe Travali proprio nel giorno del ricordo e di commemorazione di tutti i morti nelle foibe. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le autorità, ma principalmente le scolaresche, per fare capire il valore della pace, perché questi giovani, come l'aviere Giuseppe Travali, è morto proprio per la patria e per la libertà di noi tutti che ce la stiamo godendo. Quindi è giusto tramandare alle future generazioni quanto è costata questa libertà, questa democrazia e questa pace che fortunatamente abbiamo oggi e che speriamo che duri. Oggi giornata delle foibe, qui ad Aragona la intitolazione a un aviere che ha perso la vita, Giuseppe Travali, insomma un momento per ricordare anche le foibe. Un momento molto, molto bello e significativo, testimonia che ancora oggi non solo non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo sempre tenere viva l'attenzione. Lo dico spesso perché certi eventi tragici, terribili, le foibe come la Shoah non abbiano a ripetersi, quindi è veramente anche molto bello che un'amministrazione comunale organizzi eventi di questo genere e che comunque sono cose che restano. Ecco, qui c'è una targa che ricorda il sacrificio di un giovane innocente che suo malgrado si è trovato vittima di una brutalità che non ha nessun tipo di giustificazione. È stato anche molto bello sentire i ragazzi delle scuole con questi pensieri profondi. L'augurio è che continuino a lavorare e a riflettere su questi temi, perché l'odio, la discriminazione, la caccia al diverso sono fenomeni purtroppo ancora attuali, su cui dobbiamo non solo riflettere, ma dobbiamo lavorare per emarginarli e contrastarli adeguatamente. Oggi è un momento importante, insomma, essere ricordati così fa un bel effetto, anche il Paese ha voluto dedicare questa strada. Grazie innanzitutto a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa manifestazione. Oggi si ricorda il sacrificio di un umile concittadino aragonese che ha offerto alla patria e del giorno appunto del ricordo di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale, non soltanto i militari ma anche i civili, che tantissimi purtroppo hanno perso la vita in quel contesto. È una giornata per la nostra famiglia particolarmente sentita, cosa dire? Ringraziamo le scolaresche per aver partecipato, per aver coinvolto anche gli alunni con i loro elaborati molto sentiti, molto toccanti.
Grazie alle autorità tutte presenti in questo momento per noi particolare. E questa giornata coinvolge soprattutto le scuole impegnate in prima linea nella formazione e sensibilizzazione dei giovani. Arturo Cantella è stato all'Istituto Superiore Politi di Agrigento. Vediamo. Un importante momento oggi, nella giornata di oggi delle FOIB, l'Istituto Politi vuole ricordare anche per la giornata che è, e con i ragazzi appunto questo evento che ha mortificato l'Italia. Sì, assolutamente. Il Politi oggi è molto felice di accogliere questa manifestazione all'interno del proprio istituto, una manifestazione che è stata fortemente voluta dai ragazzi, organizzata dai ragazzi, dal comitato nella consulta provinciale in collaborazione con il Lions Agrigento Valle dei Templi. Vede la manifestazione, vede anche la partecipazione di tutte le scuole della provincia, perché in presenza nella nostra aula magna abbiamo i rappresentanti degli istituti del territorio, accompagnati da docenti delle varie scuole, dal classico allo Sciascia. In collegamento streaming invece ho tutte le scuole della provincia che stanno seguendo le riflessioni che vengono portate avanti in riferimento a questa triste pagina di storia della nostra Italia. Susi Iaconi, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi oggi vuole ricordare insieme all'Istituto Politi con i suoi studenti un momento importante nella giornata nazionale delle FOIB. Allora, oggi in realtà l'occasione è straordinaria perché comunque è stata voluta fortemente dalla consulta studentesca dei ragazzi che ci tenevano a commemorare questo giorno così particolare per la pagina di storia che racconta e per il fatto che soltanto dal 2004 che esiste, per cui per noi Lions Agrigento Valle dei Templi è un onore poter interagire con loro che hanno mostrato interesse nei confronti del Lions, quindi incominciano un po', anche se giovani, a capire quello che noi facciamo, ma sicuramente l'interazione è straordinaria perché l'organizzazione di questo evento ovviamente ha compreso anche una loro azione sinergica e quindi costruttiva sia per loro che per noi. Certamente una pagina di storia problematica, importante, che oggi stiamo trattando non solo quindi in modo specifico per quello che ci raccontano i fatti, ma anche ponendo spunti di riflessione, visti i relatori. Sì, un momento di solidarietà diversa, un momento in cui stiamo rispolverando anni di storia che sono stati cancellati anche dalla narrazione giornalistica, cancellati anche dalla TV di Stato. Oggi invece si sta ripensando, ed è bello farlo insieme ai ragazzi di tutte le scuole della provincia, a queste pagine terribili della nostra storia che hanno fatto soffrire tantissime persone. E allora certe volte è bene chiedersi, io l'ho fatto da sociologo della comunicazione, perché alcune cose entrano dentro la spirale del silenzio e non si riesce più ad uscire da questa spirale. Ecco, noi abbiamo provato a rispolverare queste pagine e soprattutto abbiamo pensato alla tanta sofferenza di persone che sono state completamente tolte dalle loro abitazioni e che hanno dovuto reinventarsi una vita in nuove città con nuove situazioni. Molti di questi profughi sono anche nella nostra Sicilia. Anche la consulta ha voluto essere presente in questo momento in cui oggi si ricordano la strage di FOIB. La consulta ha voluto fortemente l'evento, tanto da
fare un teaming con Lions Club Agrigento Valle dei Templi e col Liceo Politi, organizzando in maniera attiva l'evento di oggi. L'evento di oggi che è importante non soltanto per la rilevanza storica dell'evento purtroppo tragico del massacro delle foibe, ma anche per quello che riguarda il concetto stesso di ricordo. È un concetto importantissimo che nell'anno 2022 corrente continua sempre a destare preoccupazioni, dubbi e molte volte anche diatribe tra le persone che credono nell'importanza dell'azione di ricordare e chi pensa solo al futuro. Però non esiste futuro senza passato, perché è la storia che definisce quello che siamo, anche noi ragazzi che non abbiamo vissuto in prima persona gli eventi. Sì, con la legge 92 del 2004 finalmente l'Italia ha riconosciuto il giorno del ricordo, è stata promulgata la legge che ricorda e dà una serie di direttive su come ricordare quando e commemorare quanto è avvenuto tra la fine del secondo dopoguerra, quando è avvenuto appunto a molti italiani nel nord-est dell'Italia, e quindi la tragedia delle foibe. Oggi affronteremo in questo convegno questo argomento sotto molteplici aspetti. Tra questi la situazione geopolitica e storica di allora che portò a questa immane tragedia e anche la violazione dei diritti umani che sono stati perpetrati in danno di migliaia di persone. E la Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci, l'ultimo questore della città di Fiume che riuscì a mettere in salvo dalle leggi razziali oltre 5.000 ebrei. Fu arrestato e ristretto nel carcere di Trieste, condannato a morte e poi graziato, ma deportato nel lager di Dachau in Germania, dove morì il 10 febbraio 1945 a soli 36 anni. Vediamo. Ricorre oggi l'anniversario della morte dell'ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto per gli stenti e le torture nel campo di Dachau il 10 febbraio del 1945, pochi mesi prima della liberazione dell'Europa dal nazifascismo. L'eroico funzionario, sin dal 1938, prima presso l'ufficio di immigrazione e successivamente in qualità di questore reggente di Fiume, con una frenetica attività burocratica al fine di rendere difficoltosa l'identificazione, riuscì a salvare dalla deportazione oltre 5.000 ebrei, italiani, dalmati e della Venezia Giulia in fuga dai paesi occupati dai nazisti, sottraendole alla morte certa nei campi di concentramento. Il suo impegno durò incessante fino al 13 settembre del 1944, data in cui venne scoperto, arrestato e rinchiuso nel carcere di Trieste, quindi condannato a morte, deportato nel campo di sterminio dove morì. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per onorarne la memoria, ha organizzato stamani una breve cerimonia che si è svolta nel piazzale della caserma della Polizia di Stato, Domenico Angelone. Presenti il signor prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e una rappresentanza della Polizia di Stato, delle organizzazioni sindacali di polizia e civili, rappresentante dell'ANPS e del cappellano. Il questore ha quindi deposto un omaggio floreale presso la targa commemorativa posizionata ai piedi di un albero di ulivo piantumato lo scorso anno in quel lungo onore del valoroso commissario. È un momento per ricordare un eroe poliziotto, questore di Fiume, che con l'alterazione dei documenti di cui era in possesso salvò la vita a circa 5.000 ebrei. Fu deportato nei campi di concentramento di Dachau, dove morì alla tenera età di 36 anni. È importante, è un monito per tutti noi, perché nell'attività quotidiana non ci dimentichiamo di chi ha lottato per garantire la libertà e l'indipendenza dalla dittatura. E nello stesso tempo per noi poliziotti è un monito a seguire il suo esempio eroico, che ha chiaramente sacrificato la vita per i valori di libertà. La squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, a seguito di un'intensa e articolata attività investigativa svolta all'hotspot di Lampedusa in sinergia e sotto le direttive della Procura, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 6 egiziani fra i 32 e i 40 anni gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio. In particolare avrebbero trasportato nel territorio italiano più di 70 extracomunitari, per i quali
Veniva poi accelerato lo status di stranieri irregolari, conducendoli dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane a bordo di un sovraffollato barcone di circa 10 metri ed esponendoli a grave pericolo di vita. A loro viene contestato anche il reato di omicidio, in quanto dopo aver costretto alcuni migranti a sistemarsi nella zona motori, nonostante uno di essi avesse manifestato il suo stato di malessere e la volontà di salire in coperta, era stato minacciato e picchiato, nonché costretto a rimanere sotto coperta fino alla morte. Lo sbarco, oggetto di indagine, si è verificato il 20 gennaio del 2022. La Scala dei Turchi verrà ceduta dal proprietario al comune di Realmonte, a condizione però che il comune paghi gli oneri del lungo processo che ha visto condannato a una multa di 13.600 euro lo stesso proprietario del bene. C'è il servizio. L'intesa tra l'amministrazione comunale di Realmonte e il proprietario Ferdinando Sciabarrà per la cessione del bene è vicina. Il sindaco Sabrina Lattuca pensa a un biglietto di ingresso. Il ricavato sarà destinato alla manutenzione della Scala dei Turchi, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Sono già andati da un notaio 2 avvocati che decideranno la prossima vita della Scala dei Turchi, l'imponente scogliera di marna bianca a picco sul mare di Realmonte, che da anni è contesa dal proprietario delle particelle catastali su cui ricade e il comune. Ferdinando Sciabarrà, oggi proprietario del sito tra i più belli di tutta la Sicilia, ha deciso di cedere in maniera gratuita, mediante il formale atto della donazione. C'è un però: il comune di Realmonte deve prima pagare gli oneri del lungo processo che ha visto condannato a una multa di 13.600 euro lo stesso proprietario della Scala, imputato per occupazione di suolo demaniale, violazioni in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali, condizione indispensabile ai fini della donazione. Per molto tempo non sono state messe in atto azioni significative volte alla tutela e alla conservazione del bene naturalistico e paesaggistico. Diversi gli atti di vandalismo che spesso hanno lasciato dei segni indelebili sulla marna bianca. L'acquisizione del bene potrebbe permettere di garantire la sicurezza del sito. Lavoravano in nero e contestualmente percepivano il sussidio del reddito di cittadinanza. I carabinieri della compagnia di Canicattì, al termine di un'attività ispettiva svolta principalmente nel territorio di Santo Stefano Quisquina, hanno denunciato per truffa 3 persone. 2 di loro, un 57enne e un 58enne, sono stati sorpresi a lavorare in nero in un panificio del paese. Erano formalmente disoccupati e percettori del reddito. Un 26enne invece è stato trovato al lavoro in un cantiere edile, pur beneficiando del sussidio e risultando disoccupato. Per tutti è scattata la denuncia. Musumeci in aula all'Ars. Chi parla di crisi vive sulla luna. Il governatore nega gli scossoni interni alla maggioranza, giura che nessun governo regionale ha garantito stabilità come questo e bolla la bocciatura rimediata nel voto dei grandi elettori a offesa all'istituzione e non alla mia persona, dice. Sulla sua ricandidatura perde tempo. Ne discuteremo più avanti, i dettagli nel servizio. Ieri la relazione di Nello Musumeci a Sala d'Ercole. Foglia alla mano il governatore prende la parola e legge la reazione scritta di suo pugno sulla crisi di governo in atto. Crisi che il governatore nega sulla lunga arringa difensiva sui temi caldi dell'agenda politica regionale nelle ultime settimane. Qualcuno dice: ha scritto e parlato di crisi di governo, strana questa crisi, o si è in malafede o si vive sulla luna. Credo, prosegue, di poter dire con legittimo orgoglio che nessun governo regionale abbia mai garantito stabilità come questo. Musumeci entra nel merito della ricandidatura, che non è tema di questa assemblea precisa, ma della coalizione di governo, ma solo per prendere tempo, verosimilmente dopo la sessione di bilancio. Parla di sgambetti, tradimenti, voltapaccia, orditi in ogni tempo contro uomini di governo a Sala d'Ercole, osservando che è quasi fisiologico bocciare un'iniziativa legislativa o programmatica non condivisa. Quel pomeriggio però, aggiunge Musumeci in riferimento al giorno in cui sono stati votati tra i grandi elettori per l'elezione del capo dello Stato, l'Aula era chiamata a un premiante voto istituzionale. Quel voto ha costituito un'offesa all'istituzione, non alla mia persona. Il governatore la definisce una pagina non bella, comprensibile la mia amarezza dopo quel voto. Musumeci riporta anche le ore successive a quel voto, che ha portato la diretta Facebook in cui annunciava l'azzeramento della giunta. In quel video Musumeci si era scagliato contro alcuni deputati che non avrebbe ricevuto per questioni di igiene e dai quali sarebbero arrivate richieste irricevibili.
Anche su questo punto il governatore aggiusta il tiro, definendo comprensibile anche la mia ferma condanna, che ribadisco verso chi ha agito con rancore e spirito di vendetta, forse a seguito di qualche mio no a loro richieste che ho giudicato non ricevibili, richieste tengo a precisare che erano comunque di natura politica. Dunque i dubbi di quelle ore. Il voto anomalo espresso in quest'Aula è frutto di autonoma iniziativa o esprime un disagio verso un governo che non appare più rappresentativo della maggioranza? O esprime un segnale di insofferenza verso chi presiede questo governo? Ci sono le condizioni per continuare? È da questi interrogativi che è partita la verifica di governo con i partiti, offrendo loro la possibilità anche di azzerare la giunta, di modificarla o di tirarsi fuori. Insomma, Musumeci taglia corto. La verifica di governo, dopo aver parlato con i vertici dei partiti della coalizione, ha portato un risultato. Nessun partito ha chiesto di sostituire la propria rappresentanza in giunta e tutti hanno dichiarato di voler continuare a sostenere questo governo fino all'ultimo giorno. Significa, sono le conclusioni di Musumeci, che il voto sui 3 grandi elettori non è stato frutto di scelte politiche dei partiti. Infine le scadenze sulla sessione di bilancio. Entro fine marzo il governo trasmetterà gli atti a Palazzo dei Normanni per dare il tempo all'Ars di esaminare l'ultima manovra della legislatura. Caso Pfizer, a Catania in 130 arrischiano il licenziamento. La multinazionale che produce il vaccino vuole fare a meno di oltre 200 lavoratori nonostante gli enormi profitti. Vediamo. Guardi, la nostra posizione da più di un anno è in stato di allerta, perché abbiamo capito, quando uno non investe in un sito, è chiaro, e va chiudendo reparti, l'allarme c'è. Quindi da più di un anno la UIL denuncia questa cosa e dice allarme rosso. È chiaro, ce lo aspettavamo, io l'ho detto, sicuramente arriverà un ordine e di punto in bianco ce ne andremo a casa. Infatti così è stato, ma sa cosa mi fa proprio rabbia? Che dopo tutti 36 miliardi di dollari di utili si mandano a casa 230 persone come se fossero lavoratori usa e getta. Se questa non è follia, me lo dica lei, questa non è logica, veramente. Dall'azienda cosa hanno detto? L'azienda sta sempre in religioso silenzio, è arrivato adesso questo elenco, lo hanno dato e quindi continuano a fare quello che facevano prima. Silenzio e continuano ad operare nel silenzio più totale, ma preoccupa il silenzio da parte delle istituzioni, sia regionali che nazionali, sono veramente latitanti ed è vergognoso pensare che se ne va la Pfizer di Catania, perché questo è di un grande sito, quindi mi creda, l'angoscia e la disperazione si somma all'angoscia e alla disperazione di tutti i giorni, quindi è un'avvertenza non di Catania, è un'avvertenza di tutti, è un'avvertenza nazionale. La Pfizer non se ne può andare da Catania, deve investire. I lavoratori che al momento rientrano in questa fascia di licenziamenti cosa hanno detto, cosa hanno fatto? Ma lei cosa deve dire chi perde il lavoro in un periodo di Covid, in un periodo di grande disagio? Sono disperati, cioè tutti famiglia hanno, quindi vatti a mantenere in uno Stato che sinceramente non è che aiuta molto chi ha 45-50 anni a trovare lavoro e anche gli altri che verranno mandati ad Ascoli Piceno, sa cosa significa lasciare il proprio territorio, la propria famiglia, andarsi ad affittare una casa, cioè significa state a casa perché quella politica è o ve ne andate lì o state a casa, quindi inutile che ci prendono in giro. Veramente siamo stanchi, veramente. Quindi ci dicano la verità cosa vogliono fare, ma noi chiediamo al governo regionale e nazionale finalmente di battere un colpo perché non c'è, è assente. Cioè cosa si deve fare a Catania per essere ascoltati da chi fa politica, da chi dovrebbe tutelare il territorio? Ancora di fronte a queste case assistiamo ai giornali, ai trafiletti, io c'ero, l'ho detto l'altro giorno, parole, parole, parole. Vogliamo i fatti, la Pfizer a Catania deve investire e deve restare in questo sito perché deve continuare a dare lavoro, perché è una vergogna pensare che con tutti gli utili che ha fatto in questo periodo se ne possa andare da Catania. La domanda conclusiva è: perché ad esempio qui a Catania non si può produrre la pillola anti-Covid o addirittura il vaccino? Perché chiaramente non c'è la volontà di produrla, infatti il silenzio era dovuto a questo. Noi abbiamo detto la pillola anti-Covid, il vaccino, qualsiasi altro farmaco che possa essere in produzione e possa essere utile, ma invece no, hanno fatto un farmaco che adesso la Cina si produce da solo, quindi hanno chiuso altri stati, proprio quello che noi purtroppo abbiamo detto già da un anno, è un anno che diciamo le stesse cose, quindi ci dispiace dover dire che avevamo ragione, però purtroppo avevamo ragione, quindi non era allarmismo puro da parte della UIL, delle altre organizzazioni sindacali.
È la verità, io sono stata anche a Roma, invece di parlare con Giorgetti ho parlato con l'ex ministro Tria, mi ha allargato le braccia, quindi solo a parole si parla di rilancio del Sud, quando si deve fare qualcosa ti allargano le braccia, tanto noi siamo abituati qua a mendicare, a stare male, a soffrire, qua non è Italia, qua è un altro mondo, quindi non so a quale santo ci dobbiamo votare o a quale Stato ci dobbiamo rivolgere, perché questa non è Italia. Intanto l'abbiamo appresa tramite gruppi WhatsApp, senza niente di ufficiale da parte dell'azienda che ci è venuto a comunicare qualcosa. Ancora ad oggi non è stilata nessuna nomi e cose. I miei colleghi interinali sono stati avvisati con un messaggio, con una chiamata, dicendo da domani non c'è bisogno più che ti presenti. Una situazione che ha dell'assurdo, persone con famiglie, mutui, così buttati su strada da un giorno all'altro. All'improvviso vi hanno detto non servite più, e questa insomma la sintesi del messaggio dell'azienda? Sì, esatto, così tra un giorno e domani praticamente siamo tutti qua in mezzo alla strada, mentre Pfizer, un colosso mondiale, quarta azienda più grande al mondo, non solo sul settore farmaceutico ma proprio a livello mondiale, con incassi da record, non vuole investire più sul sito di Catania. Ancora non abbiamo saputo niente di ufficiale, però anche noi tramite gruppi WhatsApp, link su Facebook, nessuno è venuto direttamente a dirci sai tu da questo giorno non lavorerai più per questa azienda, però già siamo dei morti che camminano praticamente, già ci è stato indirettamente comunicato. Una situazione davvero incredibile perché avete famiglia, avete mutui e in questo momento insomma dismettere dei reparti così fondamentali per la Pfizer qui a Catania significa appunto morte. Sì, è chiaro, perché anche noi come i colleghi Pfizer appunto abbiamo dei mutui, delle famiglie da sfamare, abbiamo le nostre spese, io penso che in questa circostanza non esiste catalogare dei Randstad e dei Pfizer, siamo tutti una famiglia, siamo tutti che abbiamo delle famiglie da sfamare, dei mutui da pagare, quindi diciamo che è una situazione surreale per tutti. Cosa che posso fare è provare a vedere se c'è qualche altra cosa qui a Catania, ma ovviamente le aziende qui si possono contare nelle dita di una mano. L'unica cosa che posso fare è andarmene fuori, se mi ospitano ad Ascoli oppure in altri posti d'Italia, oppure totalmente fuori dall'Italia. Lo potevi aspettare insomma? Allora, in realtà 2 anni che l'azienda si comporta in maniera strana, comportandosi un pochettino come gli struzzi, quindi tenendo la testa sottoterra. Oggi in quest'ultimo periodo se ne è uscita con l'ultima riunione con le segreterie appunto nazionali dei sindacati, comunicando questa volontà di tagliare tutto questo personale. Purtroppo da un bel po' di tempo che comunque noi interni o comunque noi dentro l'azienda vediamo che non ci sono investimenti, o comunque quegli investimenti che vengono fatti non vengono fatti per portare avanti la produzione, ma magari si preoccupano di problemi burocratici, compliance eccetera. Quindi effettivamente noi abbiamo macchine produttive che risalgono a 30 anni fa, 40 anni fa, quindi non siamo all'avanguardia da questo punto di vista, purtroppo c'è da dire questo. L'azienda non ha intenzione di fare incentivi o di fare degli investimenti, o quegli investimenti che sta facendo li sta facendo non per cambiare le macchine e quindi rendersi produttivo per un futuro, ma cercando di mettere delle toppe migliorando le macchine che ci sono, ma le macchine che ci sono purtroppo non riescono a fare un granché. Adesso siamo con dei grandi punti interrogativi perché non sappiamo quali saranno le sorti. Qui per l'azienda noi già interinali già siamo fuori, quindi siamo già fuori e non sappiamo che cosa fare. Come diciamo fra di noi con i colleghi, fuori da qui non ci troviamo in un territorio in cui magari ci possiamo confrontare con più aziende e riuscire magari a... Fa rabbia il fatto che la Pfizer appunto dopo tutti questi incassi stia facendo dei licenziamenti? È proprio quello, la cosa che fa rabbia più di tutto è proprio questa situazione. Perché non parliamo di un'azienda che magari è con dei problemi, con difficoltà, è sotto gli occhi di tutti che sembra un'ingiustizia, appunto. Nuovo digiuno di Biagio Conte contro il rischio di una nuova guerra mondiale. Dal 9 luglio scorso in una grotta del Palermitano e da 3 giorni il missionario ha iniziato un digiuno radicale per la pace nel mondo. I dettagli nel servizio.
Dopo 216 giorni di ritiro in una grotta nelle montagne sopra Palermo, il missionario laico Biagio Conte da 3 giorni ha iniziato anche il digiuno totale. Si alimenta soltanto con acqua e con l'Eucarestia una volta al giorno. A spingerlo al digiuno, come nelle settimane passate davanti alle poste centrali di Palermo, alla Centrale e a Brancaccio, sono i tanti mali che stanno opprimendo la nostra umanità. Sento e mi vado rendendo sempre più conto che questa società non sta migliorando perché ogni uomo, ogni donna non si impegna, non si sacrifica per migliorarla e così aumentano le tante ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni e le tante dominazioni con il rischio di una nuova guerra mondiale, dice Conte. Il missionario digiuna e prega. Abbiamo messo Dio da parte, ancora di più l'abbiamo abbandonato. Abbiamo abbandonato il nostro prossimo, cioè il nostro simile, non rispettandolo, non aiutandolo, non accogliendolo, ma ancora più grave, diventiamo sempre più indifferenti ed egoisti. Poi prosegue, preghiamo tutti insieme il buon Dio per scongiurare il rischio di una nuova guerra mondiale e per le tantissime guerre che dilaniano il mondo, per la liberazione definitiva della pandemia dal Covid e da tutte le violenze e le ingiustizie, conclude il missionario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da questa peste, da questo virus. Pace e speranza, coraggio. Fatture false per oltre 5 milioni di euro, maxi sequestro per una società di trasporti. Vediamo. Avrebbe utilizzato fatture false per oltre 5 milioni di euro. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro nei confronti di una nota società operante nel settore dei trasporti con sede nella provincia palermitana. Le indagini degli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo scaturiscono dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita negli anni 2015-2016. In considerazione dell'ingente evasione ricostruita, sono stati segnalati 2 amministratori pro tempore per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di Giovanni Randazzo, 83 anni, e di Salvatore Randazzo, di 49, entrambi carinesi. Nell'ambito dell'ispezione fiscale in particolare, spiegano della Finanza, sono stati approfonditi i rapporti intercorsi con una cooperativa alla quale erano stati esternalizzati il regime di committenza e servizi di ritiro, trasporto e consegna pacchi per conto terzi sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti. Allo stato delle indagini è emerso che con la cooperativa sarebbero stati stipulati contratti di appalto simulati per giustificare le prestazioni fornite da lavoratori che di fatto erano veri e propri dipendenti della società di trasporti. Infatti l'unico rischio di impresa assunto dalla cooperativa è stato quello inerente al governo formale del rapporto di lavoro dipendente, costituito essenzialmente dall'emissione delle buste paga, poiché di fatto la gestione effettiva del personale, della logistica e dei mezzi tecnici era tutta demandata all'impresa di trasporti. La finalità del meccanismo fraudolento era quella di abbattere illecitamente il reddito imponibile della società di trasporti attraverso la contabilizzazione da parte di quest'ultima di costi fittizi e l'indebita detrazione dell'IVA, concentrando sulla cooperativa tutti gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali gravanti sul datore di lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La spiaggia cresce a vista d'occhio, aveva dichiarato il sindaco di Messina Cateno De Luca in riferimento all'erosione costiera contro cui si combatte da almeno 10 anni a Galati Marina. Ma i residenti realizzano invece un video con un drone per dimostrare che è tutto il contrario. La spiaggia si è ritirata. Sarà forse colpa di un cavillo burocratico che ha bloccato i lavori? Vediamo. Finalmente abbiamo quasi completato il primo intervento, il primo lotto, che consiste nella realizzazione di 5 pennelli. Diciamo, siamo soddisfatti della risposta
del mare, perché effettivamente con questi interventi è iniziato un fenomeno di ripascimento che ha dato i primi segnali e ci fanno ben sperare per la prosecuzione negli anni. Il ripascimento è un fenomeno che si vede negli anni, non nei giorni. Noi in questi primi mesi, abbiamo cominciato il 18 ottobre, quindi in 4 mesi, abbiamo avuto dei primi segnali, delle risposte, perché ci sono delle zone che già hanno delle piccole spiaggette, che ci fanno ben sperare per la riuscita dell'intervento. In questo momento stiamo predisponendo una perizia di variante per vedere di riuscire a fare altri pennelli che non erano inclusi in questo lotto. Abbiamo fatto un ulteriore stralcio per Santa Margherita, l'abbiamo aggiornato col nuovo prezziario regionale che è uscito nel mese scorso, l'abbiamo trasmesso al commissario per il finanziamento anche di questo ulteriore tratto. Sull'erosione costiera a Messina posso dire che a livello progettuale stiamo intervenendo da Ponte Gallo a Scaletta. Noi abbiamo fatto proprio un nuovo progetto ora a Ponte Gallo. Poi abbiamo 2 progetti importanti che vanno dalla fine dell'intervento di Ponte Gallo fino a Capo Peloro. In più a Casebianche abbiamo un progetto già approvato che va in gara d'appalto a breve per quanto riguarda la costa tirrenica, quindi lì abbiamo 4 interventi in fase di progettazione e un intervento invece di 3 milioni che abbiamo eseguito con la messa in sicurezza. Per quanto riguarda invece la parte del litorale ionico stiamo progettando un intervento che riguarda principalmente Ganzirri e Torrefaro, che ci sono delle zone ad alto rischio, poi abbiamo questi interventi a Galati e poi abbiamo fatto un altro progetto per Briga e Giampilieri. Una parte di sistemazione contro l'erosione costiera è a nord del porto di Tremestieri ed è inserita nel progetto del porto. Quindi posso dire che a livello di progettazione di interventi contro l'erosione costiera non abbiamo lasciato nessun tratto scoperto su tutta la costa messinese, nei punti a rischio. E restiamo a Messina per parlare di uno dei luoghi più strategici che si affacciano sul mare, la cittadella fieristica, dove però troviamo una distesa di cantieri fermi, di macerie imbalsamate, di divieti di accesso e dunque di degrado. Ci sono dei contenziosi in corso, ma i contenziosi poi in qualche modo si dipanano, perché poi dopo noi non è che abbiamo un interesse specifico come stazione appaltante che lavori una ditta rispetto che un'altra. L'importante è che si creino le condizioni per cui ci sia una ditta che realizzi il progetto. Su questo stiamo lavorando, speriamo presto di riprendere i cantieri, però teniamo presente che comunque siamo in una fase che è di attuazione rispetto ad interventi che sono stati decisi nel passato. Oggi stiamo lavorando ad una programmazione più ampia, siamo nella fase del confronto pubblico di questo percorso che ci porterà al concorso di progettazione che disegnerà il nuovo waterfront dal torrente Boccetta al torrente Annunziata e quindi poi oramai devo dire che quello dovrebbe essere lo scenario su cui dobbiamo cominciare a lavorare, perché poi tutto dovrà essere funzionale a questo disegno unitario. La statua della dea Atena dalla Grecia al Museo Salinas di Palermo. C'è il servizio. La posa sinuosa della scultura della dea Atena rende la statua ancora più bella ed affascinante. La consegna ufficiale è avvenuta nella giornata di ieri alla presenza della Ministra della Cultura e dello Sport della Repubblica ellenica Lina Mendoni e del direttore del Museo dell'Acropoli di Atene Nikolaos Stampoulidis, che hanno affidato questo prezioso reperto alla regione siciliana nelle mani dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà e del direttore del museo Salinas Caterina Greco. Per l'occasione erano presenti al Salinas il sottosegretario di Stato alla Cultura, senatore Lucia Borgonzoni, e il professor Luis Godert, presidente onorario del Comitato Internazionale per la Riunificazione dei Marmi, del Partenone e accademico dei Lincei, insieme ai rappresentanti della comunità ellenica.
Trinacria di Palermo e della comunità ellenica dello Stretto. L'arrivo a Palermo della statua di Atena è stato possibile a seguito dell'accordo voluto dall'assessore Moná e siglato fra i due musei ai sensi della legge italiana, in base alla quale la Sicilia ha concesso al Museo dell'Acropoli per 4 anni rinnovabili per un uguale periodo il frammento del fregio del Partenone appartenuto al console inglese Robert Fagan e che, dopo essere stato venduto nel 1820, era custodito al Museo Salinas, un gesto con il quale la Sicilia ha voluto dare il proprio fattivo contributo al dibattito internazionale sul tema del ritorno in Grecia dei reperti del Partenone. Il trasferimento a Palermo della scultura, che raffigura la dea Atena, inoltre, fa segnare un primato. È infatti la prima volta che dal celebre Museo dell'Acropoli arriva in Sicilia, per una esposizione di lungo periodo, una testimonianza originale della storia ateniese. Grazie all'accordo, i due musei, ma più in generale la Sicilia e la Grecia, avviano un percorso di collaborazione nel nome della cultura, grazie al quale saranno organizzate in partnership mostre, iniziative culturali e attività di ricerca. Il nostro è stato un gesto simbolico, ma i gesti simbolici poi vengono seguiti da azioni concrete. Una bellissima scultura della dea Atena viene in Sicilia, potremmo dire, dal cuore della culla della civiltà mediterranea, da Atene, dal Museo dell'Acropoli, e nasce uno scambio tra Grecia e Sicilia che porta a iniziative culturali importanti. Sono già in cantiere mostre, attività di ricerca, attività scientifiche tra i nostri due musei, ma tra la Sicilia e la Grecia. Noi diamo il via a una politica culturale mediterranea di stretta collaborazione che ha a cuore la cultura. Questo è un gesto che l'Italia fa per ribadire la direzione che l'UNESCO ha raccontato e per sperare in qualche modo che questa via venga percorsa anche dagli altri, soprattutto perché grazie alle nuove tecnologie comunque musei come quello londinese potrebbero benissimo ricostruire in 3D quello che hanno e riconsegnarlo al Partenone. La Grecia ha sempre aperto una strada verso gli altri paesi. La Sicilia nel tempo antico è stata colei che ha aperto le porte alla Grecia, è colei che è diventata greca e da allora siamo sempre stati insieme. C'è una mostra che sarà in preparazione, ci sono conferenze reciproche che vedranno noi in Grecia e il professore Stampolidis qui in Italia, e quindi una serie di attività da programmare nel tempo. Adesso il calcio, uno sguardo alla Coppa Italia e alle giornate di recupero con Carmelo Lentini, che ci racconta anche un nuovo ingresso in casa Akragas e di un nuovo giocatore che lascia la maglia bianco-azzurra. Vediamo. Altro importante arrivo in casa Akragas, questa volta non arriva dall'estero ma dalla vicina Catania. Si tratta del centrocampista Angelo Strano, esperto centrocampista che ha vinto il torneo di eccellenza con il Giarre, un calciatore combattivo che bada al sodo e che tornerà utile per l'economia del gioco per il neotecnico Terranova. Il calciatore è già arrivato in città da un paio di giorni e si è messo a disposizione del tecnico. Quindi Angelo Strano, classe 92, proveniente dal città di Taormina, un paio di anni or sono ha vinto il campionato con il Giarre dall'eccellenza alla D. Per un giocatore che arriva ce n'è un altro che va via. Si tratta di Salvatore Treppiedi che approda a Canicattì. Per lui si tratta di un ritorno dopo la sfortunata parentesi biancazzurra con l'Akragas. Centrocampista del 94 è nato proprio a Canicattì, dove ha indossato persino la fascia di capitano. Dopo la presentazione del tecnico Nicolò Terranova alla rosa dei calciatori, martedì allo Stadio Seneto, la dirigenza biancazzurra, pilotata dal presidente Giuseppe Deni, ha confermato lo staff tecnico, che è così formato: Nicolò Terranova, allenatore prima squadra, Francesco Nobile e Francesco Musso, allenatori in seconda,
Giovanni Guaiana, preparatore dei portieri della prima squadra, Giuseppe Cammarata, direttore sportivo, Stefano Frassetto, masseggiatore della prima squadra, Matteo Colucci, osservatore squadra avversaria e collaboratore tecnico della prima squadra, e infine Maurizio Capraro, team manager della prima squadra. Ed ora parliamo delle squadre del girone che mercoledì scorso hanno disputato le gare di Coppa Italia e recupero di campionato. Il Pro Favara, senza Gambino e Morris, riesce a superare l'Enna per 2-1. Era iniziata male la gara per la compagine favarese, ma al 46esimo subiva la rete di De Luca. Il tempo di riorganizzarsi, e al 51esimo l'ex Garriga, proprio al 90esimo, sigla la rete della vittoria. Grazie a questi 3 punti il Pro Favara sale a 31 e si posiziona alle spalle dell'Acregas, che rimane a 34. Il campionato per la zona playoff così diventa sempre più incerto. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, è il Mazzara ad aggiudicarsi il passaggio del turno e va in finale regionale contro una tra Ragusa oppure Taormina, che ancora devono giocare. Una gara molto combattuta al Comunale di Marineo, dove la compagine locale trova subito il gol all'8° grazie ad una conclusione ravvicinata di D'Agostino. Sembra la giornata giusta per ottenere la finale regionale, ma al 60° arriva il pareggio del Mazzara, che abbatte i sogni palermitani. Maniscalchi infatti riceve palla e guadagna metri, poi lascia partire un siluro che si insacca all'incrocio dei pali. La gara poi si fa sempre più nervosa e al 90° viene espulso Rama del Marineo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.